così sentite quello che ho già detto. Caterina buongiorno, noi siamo in sciopero della fame da domenica. Voi state facendo un errore gravissimo a voi stessi. No, mi spiace. Voi fate quello che ritenete. Io ho già detto a loro che sono uscita, non so se l'avete visto, con l'appello di domenica 29, perché le forme di lotta, per voi che siete educatrici, quindi avete un rapporto fondamentale con l'educazione, un conto sono le forme di protesta legittime, su quelle io non intervengo, ma far vedere che si fa un danno personale, io dubito della qualità formativa, perché se abbiamo finito di dire in generale nel percorso educativo noi che cosa spieghiamo ai ragazzi? Noi spieghiamo che possono esserci opinioni diverse, questioni difficili da affrontare, ma come si devono affrontare? Noi abbiamo il merito adesso, noi abbiamo il merito adesso. Col dialogo, col confronto e col negoziato. I vostri rappresentanti stanno venendo al tavolo e incontrano le forze politiche a cui io ho detto andate dalle forze politiche, perché Noi siamo andate ieri in Senato. Serve una legge, non un decreto legge, serve una legge, perché un decreto legge se non ha la maggioranza e noi non abbiamo la maggioranza, io non lo posso fare, devono farlo loro, ma questo è quello che bisogna fare. Però noi abbiamo attuato, posso parlare di me? Noi Però abbiamo l'importante è che attuato sia chiara la mia posizione noi rispetto alla funzione. Noi la funzione del docente, le dico la verità, la svolgiamo col sorriso ogni giorno, nonostante la spada di Damocle che abbiamo sulla testa, perché andiamo a scuola con il sorriso e svolgiamo il nostro lavoro in modo onorevole tutti i giorni. In modo onorevole non ci sentiamo trattate però dalle istituzioni, anche se ci crediamo, perché siamo qua. Attenzione, voi sapete bene qual è la tipologia. Certo. Ci sono altre vostre colleghe che negli ultimi 10 anni hanno fatto il concorso, hanno seguito la legge. Allora voi dovete sapere ed essere onesti da un punto di vista dell'informazione che risolvere questo intanto bisogna rivolgersi al Parlamento e quindi dire alle forze politiche, ce ne sono solo due che hanno depositato una loro proposta. Le abbiamo incontrate ieri. Solo due che sono il PD e l'EU e basta. Gli altri non hanno ancora depositato la loro proposta su come si risolve il problema. Però ci sono delle interrogazioni la prossima Non c'entra settimana. niente, ma vedete che vi fate imbrogliare. No, volevo Scusate, chiedere. ma come funziona? Allora, come funziona l'istituzione? Dov'è il luogo dove si fanno le leggi? Nel Parlamento. Esatto. Nel Parlamento, in questa situazione in cui stiamo aspettando che si faccia un governo che ha la maggioranza, io che cosa ho detto a tutti? Ho detto guardate, se voi parlate con i capigruppo e con le forze politiche dovete chiedere a ciascuna forza politica che per giunta ha i numeri in Parlamento di depositare qual è la loro proposta. Perché? Ma vado oltre. Se ciascuno di loro deposita la loro proposta di soluzione, a quel punto, se vi faccio l'esempio, se tra 3 settimane non c'è ancora il nuovo governo, ma con tutti i partiti che sono presenti, comunque devono fare diverso, a quel punto tu guardi quali sono gli elementi che esistono e puoi provare a fare un'azione legislativa urgente, non un decreto legislativa urgente, che però sai che ha i numeri. È quello che abbiamo proposto ieri in Senato. Sono io che lo dico. Vabbè, noi nel nostro piccolo lo abbiamo Però vi proposto. posso chiedere, lo dico per voi, per la vostra salute, ma anche per l'esempio che avete. Se sono aperti il confronto e il dialogo, non ci si deve far del male. Noi abbiamo fretta, abbiamo i mezzi a maggio, lasciamo una classe che abbiamo da 2 anni, abbiamo svolto l'anno di prova. Ma ce ne sono anche altri. Quindi il tema è spingere lì, non fare le cose. Ma non possiamo spingere dall'altra parte. Fatalità noi siamo fra le insegnanti che hanno fatto l'anno di prova, è il MIUR che mi ha aperto il portale dove lavorare. Esatto. Io sto solo Sono stata dicendo, valutata. io sto solo dicendo che le forme di lotta dovete ragionare uguali, perché se no Io ribadisco invece che ci siamo. Certo. Però è che abbiamo fretta. Serve appunto depositare